Benvenuti in questo nuovo video amici di mattoscacco.com. Oggi ci facciamo 4 risate, ma se vi pronuncio il nome Igor Rausis, vi dice qualcosa? Beh, dovete sapere che questo gran maestro era stato beccato l'anno scorso nei bagni con un cellulare in mano. Ora dalla foto non si vede bene che cosa sta facendo, ma è molto probabile che durante un torneo di scacchi, se ti rifugi in bagno con un cellulare, con uno smartphone, probabilmente stai utilizzando un'app di scacchi con dentro un software di analisi che ti possa consigliare la mossa migliore. In effetti poi lui ha confessato che si trattava veramente di un software di scacchi. Ecco, a seguito ovviamente di quell'accaduto fu bandito dalla FIDE, poiché è un comportamento assolutamente antisportivo e scorretto. C'è anche da dire che alla sua età la maggior parte dei grandi maestri perdono punteggio elo, mentre lui in realtà aveva raggiunto il massimo splendore passando dai 2005, che è il livello di un gran maestro diciamo normale, ai 2700 punti in 6 anni, che è livello di super gran maestro. Quindi grazie a questa sua crescita addirittura molti giornali dicevano guardate come gli scacchi tengono giovani, addirittura diventi più forte di quando sei giovane. In realtà sappiamo che i campioni più forti attuali hanno 20, 25, 30 anni, 35 a dir tanto. Purtroppo gli scacchi comunque è un gioco che ha a che fare tanto con la testa. Ciò non significa che non ci sono giocatori fortissimi ad un'età più avanzata. Ma non siamo qui a parlare di questo. Nel video di oggi volevo dirti che è ritornato a giocare sotto mentite spoglie questo gran maestro proprio qualche giorno fa in un torneo non ufficiale, quindi non FIDE, un torneo rapidi che si può giocare tranquillamente. Chiunque anche non tesserato può andare a giocare. E praticamente ha giocato un giocatore che si chiamava Isa Kasimi, un giocatore non classificato che proviene dalla Lettonia. Praticamente questo Isa Kasimi, questo misterioso giocatore, c'era tipo una copertura facciale, era un po' ritoccato, cappellino, mascherina, insomma non si capiva bene ed era proprio lui. Praticamente l'hanno sgamato in pieno perché in questo torneo, comunque ragazzi lui è sempre un gran maestro, in questo torneo praticamente ha stracciato tutti, quando a un certo punto poi vabbè, si è ritirato perché l'hanno sgamato. Il vincitore di questo torneo, che c'erano in palio $1.000, quindi non erano pochissimi, il vincitore di questo torneo l'ha sgamato, è dato a segnalarlo insomma a chi di dovere, e in effetti si sono trovati davanti a una cosa strana, cioè un giocatore che è stato bannato dalla FIDE che si ritrova poi a giocare in un torneo anche se non è ufficiale FIDE, e in realtà il direttore generale della FIDE ha risposto semplicemente che finché i tornei non hanno nulla a che fare con la FIDE, ovviamente lui non ci può fare nulla. Si può giocare a scacchi tra amici, si può fare un torneino di beneficenza, si può fare un torneo memorial appunto in memoria di un giocatore che non c'è più tranquillamente, e non si può impedire a questo gran maestro di giocare nei tornei. Fatto sta che i giocatori che hanno giocato in quel torneo si sono sentiti derubati, no? E come sai, gli scacchi sono un'attività, uno sport bellissimo, puro, almeno così dovrebbe essere, e quando dentro ci sono questi personaggi che contaminano negativamente questo gioco, tutti ovviamente ne risentono. E poi c'è da dire che se perdi contro una persona che utilizza questo tipo di trucchetti non è molto bello. Sono certo che in questo caso, in questo torneo così amatoriale, non c'era alcun bisogno per il gran maestro di utilizzare i trucchetti, li avrebbe stracciati probabilmente tutti comunque, ma la sola sua presenza aveva dato fastidio a chi l'aveva sgamato. Lui si era presentato non solo appunto con questo nome finto Isa Kasimi, ma c'aveva anche documenti con carta d'identità finta, cioè quindi immaginatevi ragazzi il personaggio che c'è dietro. Cioè si aveva fatto i documenti finti, Isa Kasimi, tutti dicevano ma chi è questo giocatore che nessuno ha mai visto così forte, che sta battendo tutti, e ha destato subito sospetti e alla fine è stato beccato. Ragazzi, morale della favola: non serve usare trucchetti, non serve barare. Se semplicemente in questo momento non siete in grado di vincere le partite che sperate di vincere, vuol dire che
dovete lavorare di più, perché gli scacchi, ripeto sempre, sono un gioco bellissimo, ma non sono anche un gioco, sono anche un'arte e soprattutto c'è dietro tanta teoria, quindi bisogna studiare, studiare. Se avrete più comprensione rispetto al vostro avversario, allora sarà il momento che vi aggiudicherete la partita. Bene ragazzi, e ci lasciamo con questo allora lieto fine, con queste bellissime parole nel video di domani. Come al solito ti invito a condividere questo video e a presto, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!